Non tutti gli allineatori sono uguali. Questo è un concetto molto importante perché siamo nel futuro e l'ortodonzia invisibile si svilupperà sempre di più. Il trattamento di ortodonzia fissa sarà un trattamento obsoleto, quindi dobbiamo però riuscire a distinguere la differenza tra i vari trattamenti di ortodonzia invisibile, perché così come in passato non tutti gli apparecchi fissi facevano la stessa terapia, lo strumento che utilizziamo adesso vale lo stesso. Uno, perché non tutti i progetti sono uguali. Bisogna capire che obiettivo vogliamo ottenere, quindi qual è il nostro scopo del trattamento, e per far questo c'è bisogno di fare una diagnosi corretta, perché io posso ottenere il sorriso più bello del mondo, quindi lavorare tantissimo sull'estetica, essere soddisfatti dell'estetica che adesso ha il proprio sorriso, ma scoprire di avere altre necessità che comprendevano una valutazione, una diagnosi più approfondita sotto altri aspetti che possono essere visti, scovati in una visita di RNO, ecco, di una visita funzionale, andando a guardare anche quello che è l'aspetto posturale, la funzionalità della bocca, perché è solo così che riusciamo ad avere una risoluzione a 360 gradi dei nostri problemi. Sicuramente il trattamento ortodontico è necessario. Se hai notato qualcosa di alterato nella tua bocca, sicuramente il trattamento ortodontico è necessario. Ma se non sei pienamente soddisfatto è perché mancava un pezzo. Mancava una parte che bisognava tenere in considerazione. Quindi se vuoi saperne di più e vuoi approfondire questi concetti, contattaci e richiedi una prima visita con me.